Due vittime, interi territori devastati, fine settimana tragico sulle montagne venete, tromba d'aria a Marziai, morto un pensionato a Cortina, i funerali della dottoressa travolta dal fango. Sui Colli Euganei l'emergenza è il fuoco, dal Monte Cero al castello di Este, appiccati dolosamente 9 roghi, ad agire sarebbe stato un piromane in auto che avrebbe lanciato gli inneschi in corsa. Usurai violenti arrestati dai carabinieri nel Padovano, madre e figlio moldavi terrorizzavano una famiglia con continue minacce di morte, il prestito iniziale quasi triplicato. All'alba nuova protesta al centro di accoglienza di Bagnoli, cancelli bloccati dai profughi che chiedono 15 trasferimenti alla settimana e un incontro urgente con il prefetto. Concessi gli arresti domiciliari all'infermiera veronese accusata di aver somministrato della morfina a un neonato perché non piangesse, la famiglia del piccolo ha annunciato causa all'ospedale. A Palazzo Ducale a Venezia malori tra i dipendenti costretti a lavorare a temperature elevate nelle sale, termometro anche a 35 gradi, la denuncia del Movimento 5 Stelle. Tiramisù dolce tipico del Friuli Venezia Giulia, la paternità scippata al Veneto diventa un caso politico, davanti alle nostre telecamere il battibecco tra il presidente Zaia e la senatrice Puppato. Ben ritrovati, prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli, case scoperchiate in Cadore ed Agordino, ma ieri pomeriggio la zona maggiormente colpita dalla nuova ondata di maltempo che ha flagellato il bellunese è stata quella della sinistra Piave. A Marziai, frazione di Lentiaia, una tromba d'aria ha devastato un parco nel quale era in corso la festa paesana, morto un anziano. Sentiamo. Pensavamo un temporale normale, no? Un po' di pioggia e così, invece è venuta questa tromba d'aria che è venuta fuori così, ha preso proprio lì dove eravamo, c'erano i tavoli e ha ribaltato su tutto a capo. Il cielo che improvvisamente diventa plumbeo ed in un attimo il vento fortissimo spazza via tutto. Il giorno dopo la tromba d'aria di Marziai le immagini della devastazione parlano da sole. L'oasi di verde sulla riva del Piave è un campo di battaglia e sono decine gli alberi anche d'alto fusto sradicati come fossero stuzzicadenti dalla furia del vento. Nel primo pomeriggio erano decine le persone che stavano festeggiando nell'area attrezzata per picnic e feste campestri, famiglie, anziani, tanti bambini. All'improvviso la bufera ed il fuggi generale. Giuseppe Vergerio, pensionato 77enne, ha cercato riparo sotto un tavolo centrato da un albero. Subito soccorso, l'anziano si è spento qualche ora dopo il ricovero all'ospedale. È stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte, ma le conseguenze del vento fortissimo avrebbero potuto essere ancora più gravi. È stata una tragedia, tra l'altro bambini piccoli, donne, c'erano anche piccoli torrenti d'acqua. È stato veramente brutto, ho capito che cos'è uno tsunami. L'area, di proprietà demaniale ma data in concessione alla frazione di Lentiai, è stata posta sotto sequestro in attesa dell'esito delle indagini disposte dalla magistratura. E torniamo ora a Cortina, dove proseguono senza sosta i lavori per liberare dal fango la frazione di Alverà travolta dalla frana che nella notte venerdì di sabato ha fatto tracimare il torrente Vigontina. Oggi pomeriggio celebrati i funerali di Carla Catturani, la dottoressa in pensione morta nella sua auto travolta dal fango. L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. Lutto cittadino a Cortina per l'ultimo saluto a Carla Catturani, la dottoressa 60enne morta tra venerdì e sabato nella sua auto travolta dal fango dell'enorme frana che ha devastato la zona di Alverà. La città si è fermata per rendere omaggio alla vittima del disastro, ma quella che non si è fermata dalla notte di venerdì è stata la macchina dei soccorsi. Si lavora febbrilmente per liberare case ed attività commerciali dal fango e rimettere in sicurezza l'area. Ritengo che l'emergenza tra domani e dopodomani sarà completamente rientrata. Per quanto riguarda ovviamente io mi auguro sia le persone che devono rientrare nelle case che erano state liberate, sia per le lavorazioni che devono essere fatte, sia ovviamente per una situazione di rischio, per perturbazioni che si aggiravano sopra Cortina. Tra domani e mercoledì dovrebbe anche riaprire la strada di collegamento con Auronzo di Cadore, chiusa dopo la frana. Domattina in municipio ci sarà una riunione del COC per valutare la situazione. Cortina, nel pieno della stagione turistica, vuole tornare quanto prima alla normalità e tutti, non solo le istituzioni ed il mondo del turismo e del commercio, vogliono riprendere le attività. E quello che ha favorevolmente stupito in questi giorni dell'emergenza è stato l'impegno dell'intera comunità che fin da subito si è rimboccata le maniche. Residenti, albergatori ma anche tanti turisti hanno voluto dare il proprio contributo per tornare il prima possibile alla normalità.
c'è stato un gran lavoro da parte di tutti, dalle forze dell'ordine, della protezione civile, che io mi sento di ringraziare, del volontariato, che ovviamente è stato una dimostrazione di forza del paese, e devo dire, nonostante io sia sindaco solamente da 1 mese e mezzo appena eletto, devo dire che proprio sono orgoglioso di come il paese abbia risposto a questa situazione di emergenza. 3 anni fa proprio una violenta ondata di maltempo causò la tragedia al Molinetto della Croda durante una festa e la morte di 4 persone. Per quella vicenda è indagato il presidente della Proloco, e domani proprio il mondo delle Proloco e del volontariato marceranno a Venezia per chiedere una legge ad hoc. Saranno in 300 domani a Venezia la marcia solidale organizzata da UPLI Veneto per tutelare il volontariato. La manifestazione terminerà con l'incontro con il governatore Luca Zaia e la consegna delle 10.000 firme raccolte sotto il manifesto solidale. Al presidente del Veneto verrà chiesto di farsi portavoce con il governo affinché venga varata una legge ad hoc che regolamenti gli eventi organizzati dai volontari. Io sono un volontario, non un assassino, questo è il titolo della marcia, che partirà dalla stazione Santa Lucia e arriverà a Palazzo Balbi. Un'iniziativa nata dopo la tragedia di Refrontolo del 2014 e risvolti giudiziari con la Proloco, sulla quale grava una causa di 2,5 milioni di euro, e il presidente Walter Scappol accusato di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. In quella situazione ci sarebbe potuto trovare chiunque, qualsiasi associazione di tutta Italia. Queste le parole che Giovanni Follador, presidente di UPLI Veneto, continua a ripetere da 3 anni. Quanto accaduto al Molinetto della Croda è una spaccatura che sta avendo conseguenze pesantissime, e per questo le Proloco, ma tutto il mondo del volontariato, chiede una legge ad hoc. Nel primo pomeriggio di oggi i pompieri sono intervenuti a Calaone, frazione del comune di Baone, dopo la segnalazione di incendi avvistati dai residenti dei Colli. Secondo una prima ricostruzione sarebbero 6 focolai, sul posto 2 autopompe ed un elicottero. Alcuni focolai sono al lato strada, lungo la panoramica, altri in mezzo alla boscaglia. I carabinieri di Este sono a caccia di eventuali piromani, visto che pare si tratti di roghi dolosi. E nuova protesta dei profughi ospitati nella base di San Siro a Bagnoli, chiedono un incontro con il prefetto. Sentiamo. 15 persone trasferite alla settimana e non nei villaggi ma nelle città, e un incontro subito con la prefettura. Sono queste le richieste dei migranti scritte in un cartellone esposto sopra i cancelli del Lab di San Siro. All'alba una nuova protesta nel centro di accoglienza che si conferma essere una polveriera sempre pronta ad esplodere. L'ultima rivolta era stata a maggio con i migranti in strada, oggi invece hanno bloccato i cancelli impedendo l'entrata e l'uscita degli operatori della cooperativa. Il sindaco di Bagnoli come ogni volta era sul posto a controllare la protesta, una situazione paradossale, dice, visto che entrambi denunciamo il fallimento dei grandi centri di accoglienza. È veramente una questione difficile da avere nel proprio territorio, e è una questione che deve terminarsi il prima possibile. Già troppo tempo si è sostenuta questa realtà e troppe criticità questa realtà sta causando, quindi che lo dicono anche i migranti adesso, basta arrivi in questo centro, significa proprio che come mai nessun altro se ne è occupato fino adesso. Lo Stato e l'Europa devono intervenire, chiede il sindaco, che secondo gli ultimi rapporti ci racconta che all'interno della base ci sono ancora 750 migranti. L'ultimo arrivo ha riguardato un gruppo di 30 tra donne e bambini. I migranti economici hanno tutta un'altra strada da fare, non certo essere accolti in grande numero così e soprattutto gestiti così tanto male. Rimaniamo nel Padovano. Nonostante le vittime avessero restituito i soldi, continuavano a pretendere denaro e a minacciarli di morte. I carabinieri di Este hanno arrestato una coppia di usurai violenti. Vi rapiremo i figli, vi bruceremo la casa, vi investiamo con l'auto. Minacce di morte continue che avevano terrorizzato una famiglia moldava di Este, finita nelle mani di una coppia di strozzini senza scrupoli. Madre e figlio, Larisa e Ion Kupcea, anche loro moldavi, non avevano esitato a pretendere con violenza ancora denaro nonostante il debito fosse stato estinto. La storia inizia verso la fine del 2013, quando la famiglia si rivolge ai 2 malviventi per un prestito per ristrutturare la casa. 10.000 euro che a
distanza di un mese hanno restituito con gli interessi pattuiti del 7%. I 18.000 euro però non erano più sufficienti ai due usurai che pochi mesi dopo, nel 2014, pretendevano altri 3.000 euro da saldare entro il 2015. Una cifra che è lievitata successivamente a 8.000 euro e nel giugno del 2017 a 15.000 euro. Man mano che aumentavano le richieste di denaro si facevano sempre più costanti e pesanti le minacce. Oltre alle richieste ovviamente sono aumentate le minacce nei confronti della famiglia e dei figli, sono state minacce concrete che sono addirittura state effettuate anche nel paese di origine della coppia. Mentre la famiglia moldava era in vacanza nel paese d'origine, la coppia di madre e figlio li ha fatti raggiungere da due sconosciuti per pretendere il denaro. Stremati si sono rivolti ai carabinieri che hanno arrestato madre e figlio con l'accusa di usura ed estorsione. Ed ancora cronaca, questa volta dal veneziano, sanguinoso episodio lungo la A4, non si è trattato però di un incidente stradale ma di un violentissimo scontro tra due cittadini dominicani, uno dei quali ha accoltellato l'altro lasciandolo in fin di vita. C'è qualche problema per il servizio, quindi andiamo avanti. È stata posta ai domiciliari l'infermiera veronese arrestata la scorsa settimana con l'accusa di aver somministrato nel marzo scorso della morfina ad un neonato senza alcuna prescrizione medica, che era poi andato in crisi respiratoria ed è stato salvato grazie alle stesse indicazioni date ai medici dall'operatrice sanitaria riguardo all'uso di un farmaco anti-oppiaceo. Il GIP Scaligero ha accolto l'istanza presentata dal legale della donna a conclusione dell'interrogatorio di garanzia di venerdì scorso. Adesso è più serena, ha detto il legale riguardo alla sua assistita, ricordando che la stessa si è detta totalmente estranea alle ipotesi d'accusa avanzata in sede di interrogatorio. Nuovo scontro a Marghera tra i giovani delinquenti che infestano le zone, i loro bersagli preferiti, bengalesi che stavolta non si sono rassegnati di nuovo da vittime e sono passati al contrattacco. Una baby gang di Marghera si è resa protagonista di un nuovo episodio di violenza nei confronti di un cittadino bengalese. La tentata rapina è degenerata in rissa sabato sera alle 23 in una piazza mercato, al momento gremita di persone che cercavano refrigerio dalle temperature insostenibili della giornata. Il bengalese è stato circondato da 3 giovanissimi che l'hanno insultato e minacciato, provando a farsi consegnare il portafoglio. 2 connazionali, poco lontano, quando hanno sentito le grida, si sono precipitati in soccorso della vittima. I ragazzi allora si sono dati alla fuga. Tallonato da vicino, uno di loro si è voltato ad affrontare gli inseguitori, sradicando un palo di legno per colpire alla schiena un avversario. Poi si è rifugiato dentro a uno dei bar della piazza, dove è stato raggiunto dagli agenti di una volante che hanno messo fine al parapiglia. Il 19enne italiano è stato identificato e denunciato in stato di libertà per rapina impropria in concorso con ignoti. L'ennesima aggressione che indigna i residenti nel quartiere, sempre più allarmati dalla situazione di degrado e insicurezza. È brutta e si vive male, non si esce la sera qua. Ma non è la prima volta che succede. So che hanno anche aggredito alcune persone, ma per sentito dire di persone io non li ho visti. Comunque non si vive bene a Marghera. Non è più come una volta, è un pochettino di più paura. I residenti poi sono sempre più preoccupati dall'ipotesi di chiusura del commissariato di Marghera. Sa che forse vogliono chiudere il commissariato qui a Marghera? No, non abbiamo altro, che c'è anche in pochi, che anche ieri correva come matti con le macchine. Che voleva piacere del controllo per la città, penso no, sarebbe più logico. Se porta a Mestre siamo già fuori strada, ora chi viene a Mestre qua e poi ora fa il Giro d'Italia. Parlano di chiudere il commissariato di Marghera. Quello è brutto, però ce n'è uno grande dall'altra parte, forse per questo. Ed ora vediamo proprio il servizio che avevo anticipato prima riguardo al sanguinoso episodio lungo la A4. Un dominicano è stato arrestato perché sospettato di aver accoltellato un connazionale sull'autostrada A4 nei pressi del casello di Quarto d'Altino.
L'accusa formulata dalla magistratura veneziana è di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione della squadra mobile lagunare, i due protagonisti della vicenda stavano percorrendo l'autostrada nella stessa auto insieme a una donna. Sarebbe stata proprio quest'ultima la ragione della zuffa, la cui dinamica non è ancora del tutto chiara. Fatto sta che tra i due uomini sono iniziate a volare parole pesanti, fino a quando l'autista ha accostato e i litiganti si sono affrontati, uno impugnando una spranga di ferro e l'altro il coltello. Ed è stato il primo ad avere la peggio, riportando alcune profonde ferite all'addome. Poi l'aggressore ha caricato la sua vittima in auto e l'ha accompagnata all'ospedale Cafoncello di Treviso, abbandonandola all'ingresso. La donna invece fuggita, dando l'allarme alla polizia, che ha diramato un avviso di ricerca per l'auto del dominicano a tutte le altre forze dell'ordine. La vettura è stata intercettata poche ore dopo a Vigo d'Arzere dai carabinieri di Padova, che hanno fermato il sospetto per poi affidarlo agli agenti della mobile di Venezia, titolare dell'indagine. Ora si cerca di far luce sui risvolti dell'episodio e soprattutto sui motivi per i quali i due uomini si sono affrontati in maniera così violenta. Anche dopo aver perso tutto quello che si era guadagnato in una vita di lavoro è possibile ricominciare. È quello che faranno due imprenditori di San Donà grazie ad una sentenza che ha abbonato la maggior parte dei loro debiti. La legge non può prevedere l'accanimento nei confronti di chi ha rischiato onestamente il proprio denaro in un'impresa. Questa è la motivazione con cui il Tribunale Civile di Venezia ha abbuonato oltre 1 milione di euro di debiti a una coppia di imprenditori edili cinquantenni di San Donà di Piave, messi in ginocchio dalla crisi economica. L'ordinanza è stata firmata dal giudice il 25 luglio, rispondendo positivamente al ricorso presentato dagli avvocati Monica Pagano, Danilo Griffo, Matteo Marini e Laura Girelli. La coppia dovrà versare ai creditori il ricavato della vendita della loro prima casa, circa 170.000 euro, oltre a 1.000 euro al mese per 4 anni dai loro stipendi. Dopodiché potranno rifarsi una vita liberi dai debiti che li avrebbero altrimenti perseguitati per il resto della loro esistenza. Fondamentale per la decisione del giudice, in base alla cosiddetta legge salva suicidi, il riconoscimento della buona volontà della coppia, che ha fatto il possibile per far fronte ai propri obblighi, purtroppo invano, senza l'applicazione di quella che tecnicamente è chiamata procedura da sovraindebitamento, spiegano gli avvocati. Per loro sarebbe stata la rovina, senza alcun guadagno neppure per i creditori. Ed ora ci spostiamo a Vicenza con un duro attacco del centro-destra all'amministrazione Variati sul tema della gestione sicurezza e lotta al degrado. Sono stati 10 anni di fallimento, dichiara il leghista Celebron. Sentiamo. Sul tema della sicurezza e della lotta al degrado, per Variati sono stati 10 anni di fallimenti. Su Campomarzo non è riuscito a dare risposte definitive che garantissero maggiore sicurezza all'interno del parco cittadino. La lotta al degrado in stazione è di fatto un fallimento totale, perché è continuo l'arrivo e la partenza di corrieri della droga, e anche per quanto riguarda i quartieri è un fallimento totale. Ricordiamo il caso di Via Catalani, ma anche di Via Medici, quartieri della città che fino all'altro giorno erano quartieri tranquilli, diventati di fatto degli hub per i richiedenti asilo. Sulla sicurezza e sulla lotta al degrado non si transige, durissimo il leghista vicentino Matteo Celebron, non usa mezzi termini, abbiamo sentito sull'operato della giunta Variati, e tutto il centro-destra compatto e unitario, per la prima volta nella storia di Vicenza, e in realtà già questa sarebbe notizia, stila un documento congiunto in cui si chiedono risposte precise e puntuali sui temi del degrado, della sicurezza, dei profughi, dell'arrivo di nuovi agenti in questura. Documento prodotto dal tavolo del centrodestra, abbiamo chiesto che questi cittadini, che questi quartieri vengano salvaguardati con la presenza costante delle forze dell'ordine a tutela appunto dei cittadini. Abbiamo chiesto un intervento deciso su Campomarzo con un presidio 24 ore su 24 delle forze dell'ordine, e abbiamo chiesto anche che venga fatta formazione alle associazioni d'arma. Una richiesta che arriva dopo le tante segnalazioni cui abbiamo dato voce anche nei nostri telegiornali dei residenti esasperati dalla situazione in cui si trova la città. Per il centrodestra il sindaco si sta muovendo solo ora per risolvere una vera e propria piaga cittadina. In realtà tutti pare si stiano muovendo solo ora, e che sia perché il 2018, area di amministrative, è vicino? Ed ora torniamo a parlare dell'omicidio di Irina Bacal, la 21enne di Conegliano uccisa dall'ex fidanzato al 6° mese di gravidanza. Fissata la data della prima udienza, la famiglia della ragazza annuncia che insieme alla procura si opporrà con tutti i propri mezzi all'ipotesi di una temporanea infermità mentale dell'omicida.
È stata fissata per venerdì 15 settembre alle 9:30 del mattino di fronte alla Corte d'Assise di Treviso la prima udienza del processo a carico di Mikhail Savchuk, lo studente 19enne di Godega di Sant'Urbano accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Irina Bacal, 21 anni, di Conegliano, e il figlioletto che lei, al 6° mese di gravidanza, portava in grembo. Omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e premeditato, l'accusa formulata dalla procura, un capo di imputazione con cui stride la richiesta avanzata dalla difesa del giovane imputato, che ha depositato la richiesta di rito abbreviato condizionata a una perizia psichiatrica sul ragazzo. Si punta a sostenere una sua momentanea incapacità di intendere e di volere. La famiglia della vittima respinge con forza questa ipotesi. Noi siamo certi che la Procura si opporrà a questa richiesta e quando lo farà ovviamente saremo al loro fianco, perché riteniamo appunto che non ci siano gli estremi per poter introdurre una perizia psichiatrica su Savchuk. Voi restate certi, insomma, che Savchuk abbia agito con totale lucidità? Ci sono moltissimi elementi che confermano questa cosa, noi riteniamo che questi elementi possano essere portati all'attenzione al momento del dibattimento e questo cercheremo di fare. La difesa di Savchuk ha chiesto in subordine il giudizio abbreviato semplice che consentirà al 19enne di beneficiare dello sconto di 1/3 della pena. Già questo per Galina Bacal, mamma di Irina, che da sempre invoca l'ergastolo, costituirebbe un'ingiustizia, ma la legge lo prevede. Inaccettabile è la tesi della temporanea infermità mentale, vista la freddezza con cui, la mattina prima del delitto, Mikhail ha compiuto meticolose ricerche su internet per documentarsi su come commettere un omicidio. La stessa freddezza dimostrata successivamente nel disfarsi degli oggetti personali della ragazza, quelli che sapeva di poter rivendere. Mentre gli Uffizi a Firenze chiudono per un guasto all'impianto di climatizzazione, a Palazzo Ducale non hanno di questi problemi. Per il più importante museo veneziano le temperature roventi sono la normalità. Malori da caldo a Palazzo Ducale per alcuni dipendenti della Fondazione Musei Civici, costretti a lavorare giornate intere con temperature vicine, talvolta superiori ai 35 gradi. Il più celebre e frequentato museo veneziano nell'anno del Signore 2017 è infatti ancora privo di un impianto di condizionamento. Gli episodi raccontati dalla CGIL puntano il dito contro quella che secondo il Movimento 5 Stelle è soltanto la punta di un iceberg. È una situazione semplicemente vergognosa, attacca la consigliera comunale Sara Wiesmann. D'estate si è obbligati a tenere le finestre aperte e sopra le opere del Tintoretto e del Veronese sono stati installati dei dissuasori per i colombi. È imbarazzante da parte delle guide turistiche spiegare agli ospiti che stanno guardando le opere cosa servono questi dissuasori plurispillo che stanno sopra le stesse. In pratica sono quegli lunghi aghi che servono a tenere lontani i piccioni, perché questi ovviamente entrano e fanno i loro bisogni. Staranno lontani sì dal Tintoretto e dal Veronese, ma ovviamente non stanno lontani per tutto il resto della mobilia e tutto quello che c'è all'interno del palazzo. Un intervento di messa a norma sulla storica sede del potere della Serenissima dovrebbe essere eseguito nei prossimi mesi grazie ai 110 milioni in arrivo dal Patto per Venezia. Assurdo che si debbano aspettare questi finanziamenti per occuparsi di quella che doveva essere una priorità, incalza la Wiesmann, soprattutto considerati gli incassi di Palazzo Ducale, che è di gran lunga il più frequentato dei musei veneziani. La tutela di quelle che sono le nostre bellezze sono sia la parte dell'edificio, ma anche chi ci lavora dentro deve essere tutelato, e le condizioni di lavoro fanno sì che un dipendente felice dia anche un buon servizio alla cittadinanza e agli ospiti. E torniamo a parlare della polemica intorno al tiramisù dopo il riconoscimento di prodotto tipico del Friuli. Pronti a impugnare il provvedimento, promette il governatore, intanto la questione arriva in Senato. La procedura del marchio prevede che i cointeressati debbano essere auditi. Di solito queste audizioni si fanno in Camera di Commercio. È legittimo che anche un calabrese possa chiedere il tiramisù, piuttosto che un siciliano, ma buon senso vuole che poi si sente il territorio, no? C'è qualcuno che ha qualcosa da dire. Il territorio cosa vuol dire? Cioè, è l'audizione. Ma sì, ma voglio dire, non è che le cose si fanno riservatamente, la questione era pubblica, conosciuta. Pubblica di chi? Il Conosciuta da chi? intervenire. Vabbè. Dai, te che ha fatto anche oggi la tua uscita, dai. Tu mi hai
C'è un'offesa di questa mattina. Sì, ma mi governo il Veneto, tutti siamo opposizione in Veneto, infatti si vede. Un faccia a faccia che non risparmia frecciatine dall'una e dall'altra parte, quello andato in scena tra il governatore Luca Zaia e la senatrice del PD Laura Puppato. Al centro il tiramisù, riconosciuto ufficialmente come prodotto tipico del Friuli Venezia Giulia. Il Partito Democratico accusa la regione di non aver fatto abbastanza. Così il dolce probabilmente più conteso della storia, la cui paternità è sempre stata rivendicata da Venezia e Treviso, viene ora conquistato dal terzo incomodo. Ma il presidente Zaia spiega come nella procedura di assegnazione al Friuli sia mancata un'audizione pubblica. È legittimo che una regione possa chiedere una protezione, ma non è legittimo che venga fatto un decreto senza sentire le controparti. Non si tratta più solo dunque di semplice orgoglio territoriale, la partita intorno al tiramisù diventa una questione politica con la regione decisa ad andare avanti. Io invito a revocare il decreto, altrimenti lo impugneremo, c'è poco ma sicuro. Intanto uno dei dolci più famosi al mondo approda in Parlamento con il senatore di Alternativa Popolare Franco Conte, che ha presentato una interrogazione al Ministero delle Politiche Agricole per chiedere i motivi per cui era stata riconosciuta al Friuli la tipicità e se il Ministero aveva rispettato tutti i passaggi di verifica, anche in contraddittorio, che sono previsti in questi casi. Una toccante commemorazione ha riportato l'attenzione sulle fucilazioni sommarie avvenute durante la Prima Guerra Mondiale, un doveroso tributo a quei caduti dimenticati. Veniamo da Gandino, in provincia di Bergamo, Valle Seriana. La mamma di lui, Cecilia, Maria, la nonna e il nonno. Tutti i nipoti e pronipoti di Angelo Savoldelli, quello che ha scritto il diario. Un diario prezioso, le memorie di un soldato della Grande Guerra che hanno permesso di fare luce sulle fucilazioni avvenute poco prima della rotta di Caporetto a San Vito di Leguzzano. Il Comune ha voluto ripercorrere quei fatti, seguendo il percorso del plotone di esecuzione attraverso le parole di uno dei soldati comandati ad uccidere i propri commilitoni. Barabba, Giuseppe Ruso, Raffaele, De Martino, Francesco, Di Perri, Laurino, Loso, Giovanni, Masciati, Egidio. Di dopo 100 anni si cerca di portare alla luce la verità. Il tenente poi ci portò su quella via che comincia lateralmente in fondo alla gradinata che porta alla chiesa e che prosegue fino agli inizi della collina. Un ricordo, una memoria di quei fatti, di quelle povere persone fucilati quasi per niente, solo per aver detto abbasso la guerra, viva la pace e abbasso il re. Sono stati e si sono dimostrati ribelli, mirate giusto, sparate in direzione del cuore, guardate di non prolungare il loro soffrire, cercate di dargli la morte alla svelta. Ma lui pure piangeva. È sia importante ricordarli e soprattutto cercare di creare una società più giusta e non che facciano giustizia sommaria come è successo in questo caso. Non guardiamo solo ai sacrari come luogo di ricordo, ma anche a questi piccoli monumenti sparsi per tutto il territorio vicino a dove la guerra si è svolta, possono essere un motivo di ricordo. Le istituzioni democratiche, mio tramite, chiedono quindi perdono agli oltre 1000 caduti in Regio Verde, uccisi nel nostro plotone di esecuzione. La giustizia sommaria dei tribunali di guerra, un capitolo poco conosciuto della storia italiana, che però è tornato d'attualità, diventando una proposta di legge che vuole riabilitare la memoria di quei caduti. Sarà mio onore, assieme a tutti i consigli comunali, fare un ordine del giorno affinché questa legge sia approvata prima della fine di questa legislatura. Bellissima questa cosa di vederle le due parti, i nipoti e pronipoti del fucilato, di uno dei 7 fucilati e i nipoti e pronipoti di uno che faceva parte del plotone di esecuzione, vederli stringersi la mano. Forse la fine della guerra avviene a distanza di un secolo. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Caldo in attenuazione sull'Italia, il tempo sarà in prevalenza stabile ma con qualche disturbo su alcuni settori delle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole e bel tempo, cieli completamente sereni sulle aree pianeggianti centro-orientali, un po' più di nubi sui settori alpini e sulle pianure più a ovest, ma saranno del tutto innocue. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 28 e i 35 gradi, minime sui 18-24 gradi circa.
Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque, con cieli quasi completamente sereni, salvo qualche nube alta e innocua sulle aree più occidentali. Le temperature massime risultano essere comprese tra i 30 e i 34 gradi, minime attese tra i 18 e i 21 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Mattinata con tempo buono, ma nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali su ovest trentino, via via peggiora su buona parte delle aree centro-occidentali. Temperature massime comprese tra i 31 e i 33 gradi, minime sui 17-18 gradi circa. Il mare sarà da calmo a quasi calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti moderati e orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Acqua Estate, Annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è Annuale Venezia.